Bentrovati cari amici, bentrovati amanti della cultura, nella terza pagina della vostra televisione di informazione al territorio preferita. Purtroppo sono settimane cruciali per molti dei nostri editori. Qualcosa pare muoversi, quantomeno in attenzione. La materia è complessa per certi versi, ma non più di tanto se si vuole affrontarla. Chiudere chi opera nell'informazione non lascia molto da discutere, è retaggio di un regime del passato che i nostri genitori hanno combattuto, conquistando per noi la libertà anche di informare ed essere informati. Speriamo che qualcosa si stia mettendo in moto grazie anche a voi. Certamente molti di voi hanno sensibilizzato il mondo della politica. Ho sentito parecchi parlamentari e non è che fossero del tutto impreparati all'argomento. E c'è poco da dire. Centinaia di editori saranno costretti entro fine marzo a chiudere, migliaia di dipendenti sulla strada, una incredibile violazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, una almeno altrettanto incredibile violazione ad un diritto acquisito inviolabile in uno Stato di diritto. Informare è un diritto. Le sorti dell'informazione al territorio in mano alle tower. Loro decidono il prezzo di accesso e probabilmente anche a chi spetta l'accesso, ma se ci è concesso, l'articolo 21 della Costituzione tutela l'informazione e gli editori. Un DPR, quale il 146 del 2017, regolamento fonte secondaria, che delegifica la legge 27 dicembre 2017 numero 205, la quale invece recepisce un regolamento l'899 dell'UE del maggio 2017. Regolamento che dice che agli editori locali devono essere date le massime garanzie. L'Europa impone alle nostre leggi di far vivere queste nostre imprese. L'informazione al territorio probabilmente a qualcuno non interessa, ma interessa a noi che ci lavoriamo e interessa a voi che è un servizio di interesse generale che vi è doveroso. Noi abbiamo lavorato per la cultura dell'informazione al territorio. E a proposito di cultura, questa sera vi portiamo all'Auditorium Mario del Monaco di Carità di Villorba, dove nel 2019 abbiamo registrato un concerto fantastico, ospite il duo inedito, il grande violoncellista Giuseppe Barutti, considerato dai suoi colleghi tra i più grandi violoncellisti italiani, un mito, ma lo direte voi dopo averlo ascoltato. Ed un altro mito, uno dei massimi chitarristi italiani, autentica star anche in Australia, in Cina, in Sud America, ovunque si sia esibito. Serata straordinaria che inizierà con un medley, opera di Massimo Scattolin, appunto il chitarrista, Tango in Adamassa nell'arrangiamento per violoncello e chitarra. Seguirà di Franz Schubert la sonata in La maggiore D821 per arpeggione, arrangiamento per violoncello e chitarra, arrangiamento sempre di Massimo Scatolin, dopodiché una composizione di Massimo, un tributo al suo maestro Astor Piazzolla, un brano che prende il titolo da un tempo di tango del grande maestro argentino, appunto 3-3-2 nell'arrangiamento per violoncello ovviamente e chitarra. E è il magnifico brano che precede quello di chiusura, La rosa e il calice di Carlos Guastavino, qualcosa di superlativo. Buon ascolto, il piacere, vi assicuro, non mancherà. Allora, il primo pezzo
che andiamo ad eseguire questa sera è un medley che io avevo un po' messo insieme che racconta un po' la mia esperienza che ho avuto un po' con il tango argentino ancora dalle prime volte che frequentavo Buenos Aires fino alle ultime volte, e francamente anche un po' mi manca. Per quello ho fatto questa compilation e ho messo insieme soprattutto lavori di Astor Piazzolla, ma accenni così, e anche di altri autori, una sorta di tanda, come chi fa il tango sa cosa vuol dire. C'è la tanda è quando i ballerini, quando nelle milonghe fanno un set, ballano dei tanghi e anche dei valzer insieme, perché la tradizione argentina è così, di ballare insieme tango e valzer. Allora, senza aggiungere niente altro, direi tango y nada más.
Adesso passiamo a qualcosa di veramente serio. Non che non lo fosse quello di prima, però era più, come dire, da nostalgico e da intrattenimento. Adesso passiamo a un grande autore, un autore che io amo, credo sopra la maggior parte dei grandi compositori dell'epoca romantica, ed è Franz Schubert. Adesso andiamo ad eseguire la sonata per arpeggione, che è una sonata divisa in 3 movimenti, e la particolarità è che Schubert scrisse questa sonata per questo arpeggione, che è praticamente una specie di chitarra solo che si suona con l'arco, e nessuno la suona. È diventato un brano così, come dire, fondamentale della letteratura violoncellistica. E questa sera facciamo una versione che io ho fatto qualche anno fa, ho realizzato qualche anno fa, cioè portando il pianoforte alla chitarra, così per dare una visione un po' più intima di questa musica meravigliosa. Come dicevo, appunto, è divisa in tre movimenti, e quindi buon divertimento.
concludere un brano che io originariamente avevo scritto per chitarra, bandoneon e orchestra. L'ho ridotto per violoncello e chitarra. È una specie di dedica alla musica di Astor Piazzolla, che tanto mi ha influenzato nei miei trascorsi argentini. E il titolo, non sapevo che titolo dare, e allora ho dato 3-3-2, cioè il tempo che usa Piazzolla per le sue milonghe, per il suo tango, cioè 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Adesso non voglio fare troppo ridicolo, però per rendere l'idea un po'. E quindi mi sembrava così una specie di omaggio a questo grande compositore da un suo fan, che sarei io. Allora 3-3-2.
Carlos Guastavino, uno dei miei compositori latinoamericani preferiti, lui di Cordova, in Argentina, famoso per aver scritto tantissime opere stupende e anche una serie di canzoni prendono spunto da dei testi di poeti latinoamericani volevo dire. Adesso vi eseguiremo senza la voce, ma con la voce del violoncello, una delle sue canzoni che secondo me è più struggente, più belle, La rosa e il salice.
regione. Mi pare sia stato un concerto straordinario. Il segnale che gli editori che informano il territorio non sono secondi a nessuno. Noi abbiamo, per il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, gli stessi identici diritti degli editori che operano in ambito nazionale. Dateci una mano ad affermare questo principio dettato dalla Costituzione. Aiutateci a sopravvivere. A metà, fine marzo, la gran parte di noi dovrà chiudere, migliaia di lavoratori sulla strada. Forza e resilienza. Cerchiamo di battere insieme questa pandemia. Colpo di telefono al politico che conoscete. La televisione locale che fa informazione non deve chiudere. Chissà, può essere che proprio ce la possiamo fare. E mi raccomando, spese ed acquisti nei negozi di prossimità, scegliete prodotti nostri, italiani, diamo da lavorare
al nostro mondo del lavoro. Abbiamo una ultramillenaria cultura che tutti ci invidiano, un patrimonio da difendere con orgoglio. L'orgoglio di essere i numeri uno al mondo per risparmio. E si risparmia lavorando. Quindi esigiamo di poter lavorare e cerchiamo di battere questa pandemia che mi auguro sempre più declini verso, come dicono, una potente influenza. Speriamo. Alla prossima, grazie.